Dovremmo avere Mister Juric. Buonasera. Buonasera, ho ancora Boresso intorno, sì, perché partita fantastica, ragazzi, fantastica. Ci può dare qualche rivelazione, perché è una partita memorabile. Non so neanche come avremmo fatto, ragazzi sono stati fantastici, veramente gioia incredibile. Che bello è quando lo stadio è pieno. Sì, insomma. La musica riempie di cielo, è libidine, è rivoluzione, ciao mamma, guarda come mi diverto, è proprio bello, contento, veramente felice per ragazzi, per squadra, per città, per tutto, anche ordine sacerdotale. Sì. Allora, ecco, ci spieghi un po' com'è stato, le sue sensazioni, emozioni? Vincere contro Atalanta, ecco. con squadra senza difensori, da non credere, è come quando tu, per esempio, no? Come quando tu provi con Bela Stroppa, no? Eccolo, con la solita metafora. Tu vedi Bela Stroppa, una bella tipo fotomodella, no? Sì. Alta, bella, con macchinone, no? Anche. E tu pensi, però. sì, quando mai lei dà appuntamento a me, no? Ma anche qua mi ricorda così, un no? po'. È impossibile, no? Magari tu guardi lei bella e tu guardi te, sei come Tony, no? Dici, è impossibile, no? E invece magari tu ci credi, no? Perché tu credi nei tuoi forze, tue mezzi, no? Tu credi e tu domandi, scusa, ciao, vuoi venire fuori con me? E lei, senza buffare, lei dice sì. Allora tu non credi a tue orecchie, a sue parole, allora vai a comprare vestito nuovo da Bugna, no? Sì. Vai a tagliare i capelli da cinese, prepari tutto bene, no? Tu vai a fare 10 euro di benza, no? Proprio vai sotto casa sua a prendere, o apri portiera di Palio Weekend, fai sedere, la porti al ristorante, no? La porti da Cionca, no? Sì, va bene, salutiamo. E come finché direbbe sei Marco. lì che mangi crespella a funghi e che sorseggi così elegante vino sfuso di casa, no? No, niente, no, vabbè. E tu pensi, però lei è troppo bella, colpifero che mi darà lei bacio a trivela a me. Tu pensi così, no? E invece dopo caffè corretto graspa, lei ti domanda, vieni a casa mia a vedere collezione di Simesi. Addirittura. È un mattacchione lei, Non la facevamo così comico, dava spettacolo quasi, Lei vincere fa bene, E allora tu non credi a tue orecchie. Ci credo, vista la collezione. Tu ti senti come bambino che è a Gardala e non vede l'ora di andare in giostra. Esatto. E abbiamo capito anche quale giostra. Non vede l'ora di andare su Caffetasse. No? Allora tu non pensavo a quella. Cos'è la morale? Che tu non credevi cosa bella e invece cosa bella è successa. È stata questa sensazione che tutti noi in squadra abbiamo provato. Anche i giocatori le hanno detto anche così. Il giocatore mi ha detto proprio una metafora del genere. Metafora, cagata spuata. Sa mister, è come quando tu conosci Bella Stroppa. Uguale. Il presidente è tornato in spolvero e insomma penso sia stato contentissimo, le ha detto qualcosa, si è congratulato, magari le ha dato anche un sorta di premio partita. Avete festeggiato. Allora sì, certo, il presidente è come nostro papà, no? È lui quello a cui tutti fa riferimento, lui ci ha invitato in sede, alla domenica ci ha convocato, ci ha dato premio a tutti, ci ha dato un paio di savate del Lidl, utile. E poi ci ha portato tutti fuori a mangiare pizza taglio. Lui ha pagato spuma. Quindi la pizza voi, lui la spuma. Ha detto tranquilli Buttei, mi pago il bea. Però non prendere guizza. Va sulla sanguinella. Bravo, tu conosci Tore. Prendi sanguinella. No, sanguinella non mi piace facilità. Vedi, allora il problema che risparmiamo su bere e prendiamo giocatori. Fa acqua di Vissin. Sì, piuttosto. O fa Carcadè. Io fa tutto possibile. Ma si vede, veramente l'abbiamo vista. Però non è che posso mettermi anche spassaora. Grazie Juric. E insomma, in bocca al lupo per la prossima, ne avrete bisogno.
crepe lupo, viva tutti, Sì. culo balena. Non so. Sì, ok, va bene, grazie Mr. Juric.